Verrà affidato oggi l'incarico dell'autopsia che potrebbe essere svolta in giornata sul corpo di Ahi Kollaku, il 55enne albanese ucciso dai colpi di pistola sparati da un carabiniere per difendere la vita del suo collega appena investito dal 55enne stalker che stava anche cercando di accoltellarlo. Ieri è stato effettuato sul corpo della vittima un TAC, un esame diagnostico che serve per cercare di visionare ogni parte del corpo per rilevare i fori di entrata e di uscita dei proiettili. Un esame ulteriore chiesto dalla consulente della procura che servirà ad approfondire i dati dell'autopsia e dell'esame tossicologico. Nei prossimi giorni verrà effettuata anche una perizia balistica. Molti gli accertamenti per svolgere un'indagine accurata, il fascicolo d'inchiesta aperto per verificare se ci sia stato un eccesso colposo di legittima difesa da parte del carabiniere del nucleo radiomobile che ha esploso 4 colpi di pistola per salvare la vita al collega a terra ferito in modo gravissimo alle gambe. Anche l'avvocato che difende il carabiniere che ha sparato ha nominato un consulente per l'esame autoptico. Intanto restano critiche le condizioni del militare ferito alle gambe. Il 37enne è stato schiacciato dall'auto del 55enne albanese contro la sua macchina di servizio e ha riportato lesioni gravissime ad entrambe le gambe. Dopo il delicato intervento chirurgico per evitare il rischio di emorragie provocate dalle fratture multiple, è ancora in coma farmacologico. Intanto l'indagine prosegue anche sentendo i testimoni del pomeriggio di follia scoppiato in vicolo Castelfidardo. Molti vicini che hanno visto arrivare l'albanese, che nonostante l'ammonimento del questore e una passata condanna per maltrattamenti era tornato ancora una volta a tormentare l'ex moglie.